Marco Mandarini al commento della partita di questa sera che, guardando il risultato, sembra sia stata facile. Invece, soprattutto il primo tempo, vi hanno messo veramente alla frusta i giocatori del Seregno, o sbaglio? Sì. No, giusto, è sicuramente una squadra molto preparata, stanno lottando per la salvezza, quindi sapevamo che venivano qua con voglia di far punti. E il primo tempo è stata sudata e abbiamo finito sopra di 2 gol, poi merito magari la pressione che abbiamo messo, nel secondo tempo siamo riusciti a venire fuori e allargare il risultato. Personalmente come giudichi la tua prestazione? Non solo di questa sera, perché con 3 reti sembra un successo quasi, si potrebbe dire. Effettivamente sono state fatte molto bene e non c'è niente da dire, però in generale insomma questa annata, diciamo, visto che siamo alla penultima di campionato. In realtà abbastanza contento, comunque non soddisfatto al 100% perché è iniziato bene, poi non è andata benissimo il campionato. Qualche acciacchino personale? L'acciacchino, sì, personale, fisico e anche mentale. E a parte le 3 reti stasera non sono contento perché gli unici loro 2 gol sono stati per errori difensivi miei, quindi c'è da lavorare molto in vista dell'ultima partita che non si molla niente e l'anno prossimo ancora più carichi. Certamente, grazie di questa tua descrizione e come ogni volta in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie, ciao.